Eccoci qui, voglio buonasera, buonasera a tutti. E niente, no, se aspettate un attimo che mi ci ho organizzato un momento che sto venuto un attimo. No, in verità, per la verità, sto fatto mo per buttarlo dice, no, ma voglio, dice, però, vero, ho fatto un update, voglio, ve lo giuro, non voglio dire perché voglio far ridere, ma è vero. Ho fatto un update talmente fottuto, no, un minuto prima di iniziare. Samsung sono rimasto proprio sconvolto, sono rimasto, cioè, no, perché mi facevano un riso con le salsicce, è un'altra cosa che hanno usato, ma hai fatto il video, ma che faccio i video, no? Però proprio, ma sconvolto, ma un attimo, non io so, ma sono come se uno stesse fatto, no? Tipo, no, io non è che fumo, ecco. Però sai, che l'impressione mi ha scioccato, mi dà, cioè, boh, io lo dico a chi si che giustamente sono rimasto proprio così inebetito, no? Di questa cosa. Vabbè, comunque niente, ci posso arrabbiare un attimo, questo volevo dire. Vabbè, voglio passare subito a salutare le case cadute come al solito. E, no, oggi però praticamente già fa una cosa a mi terminare perché ce l'ho già fatta assegnare a te, no? Quindi ho segnato una parte su questo sul solito foglietto mio, l'agendina, sta cosa. E poi ora la c'è la coppa telefonica, quindi stasera sono un po' più tecnologico, sarò, no? Vabbè, comunque, prima che ci saluto è caca mio cazzo, voglio che oggi un papà si chiama così, non è colpa mia, non è un nome inventato, si chiama così. C'è il suo contatto, si chiama caca mio cazzo, ma penso che giusto sapete, se voi vedete la live che ogni tanto stavo lì, e lo devo salutare per primo perché la davo, non l'ho salutato, non mi ricordo perché, e quindi glielo dovevo. Dopodiché c'è sta Antonio Pellegrino e sua mamma che si chiama Nunzia la Sartulella, che si tiene specificatamente a chiamare, a far salutare la mamma che si chiama Sartulella e io la saluto. Poi c'è sta Vittorio, non c'è la live perché sta malato, quindi ti auguro di riprenderti, Vittorio. E vabbè, intanto un saluto tanto a la roba live. Poi c'è sta Genia Bagnano e Miki Nunziata che vuole salutare. Poi ma c'è chi ha coppo telefonino, poi questa sì, grande tecnologia, cioè se ci riesce, perché ovviamente due cose insieme a me mi mettono un poco paura. Vabbè, comunque dovrebbero stare qua, ma capire i commenti, chi ha commentato. Allora, e li saluto. No, Miki Nunziata già la GT e Jenny a bagnare già la GT. Mo sta caricando i commenti. Ah, c'è strama. Vabbè, comunque Andrea Catalano, intanto che lo vedo, lo saluto. E poi c'è sta Gianluca, Anna, Sabrina, Costagliola, Mauriello, che non si capisce, penso che saranno Gianluca e Anna, e farò panni mi si cognome. Chi è qua? Jumpy Nice, no, 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 cosa hai contro Medicine? Non tengo niente contro Medicine. Vabbè, pensavo che sulle cose. Poi ci sta Gennaro Di Costanzo, lo saluto, Andrea Patricelli e poi ovviamente il mio telefonino non poteva mai far fare questa cosa a me. Praticamente sta scritto impossibile caricare i commenti da Instagram, quindi li devo andare a vedere da qua, come si chiama? Da Facebook, quindi lo saluto un attimo da Facebook. Allora, stanno qua, fammi se mi favoresti cazzo i commenti. State un po' contatto, ma come ci faccio a contattare sul pagina live? Gennaro Di Costanzo. Allora, Genia Bagnana ci saluta, ma Maria Cerrone, che è stata, si chiama Cerrone come me, ma non mi appartiene, credo. Antonio Della Gatta pure lo saluto, Gennaro Di Costanzo, Andrea D'Alessandro l'ha già salutato, Giovanni Russo lo saluto, Mariano Tramontano, che se la vede indifferita, chi è qua? Carmen Arena che dice mi raccomando saluta a noi case cadute e Gennaro Di Costanzo che l'ha salutato tre volte e mo Pasquale Pachi Pirozzi o colombiana detto colombiana Gianmarco Battista e Urus Francesco Scamardella fatti si nomignano vabbè, comunque li saluto, poi c'è sta più Luca Larince, Andrea Catalan ci salutato, Gian Binani sta a posto, Antonio Padricelli, Gennaro Vicinanza, che dice di salutare anche il cugino Orazio e Rocco, e poi c'è sta più Francesco De Stefano, che mi chiama Frank, da festa solo, che mi chiamato Frank, a sapere che mi sa proprio. Vabbè, detto questo, a chi mi scordo di più, chi è rimasto? Non è rimasto in scenicchio, eccolo qua. Allora, ma per invece chi ci sta collegato questa sera, quindi se Forza Azzurra è riuscito a fare come al solito il suo primo commento, no, non ci sta Forza Azzurra, giusto stasera Forza Azzurra c'è, allora, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, sei decimo commento Forza Azzurra, guarda che non sei mai stato così al decimo posto. Comunque lo saluto che si chiama Nicola Bencivenga, che mi ha scritto in settimana, lo saluto proprio. Allora, poi Sfizio oggi quando ne siamo perché veramente sta facendo stasera praticamente ci sta facendo con Corabona con Ore più no, se ne sa poi se ne ha 30 bucesse 30 noi però
pochi ma buoni, l'importante è che ci siano. Allora, eccolo qua. No, vedi, purtroppo, ecco, questo volevo scusare con la fatto stasera live, no, ma purtroppo ieri sono tornato tardi, sono tornato verso l'11 e quindi non ho avuto modo cioè, a ragazzi, l'11 a fare live sia su lì, no? E quindi non l'ho potuta fare. Pensavo di farcela, sinceramente, però non ce l'ho già fatto perché sono tornato tardi. La volevo fare, in realtà volevo fare, poi ci si è fatto un orario, no, ma dici, poi mi dici niente, ma stasera non ce la faccio, non la posso fare. Allora, eccolo qua, ma perché ci sta? Allora, Gina Lungo, c'è questo pure grande Gina Lungo, la saluto, mi fa piacere che sta anche lei, Gina Lungo, e aspetta, Vagarete, chi è? Antonia Menni, oh, è tornata Antonia Menni, buonasera Cerri, come sta? Io sono al settimo cielo, per il mio compleanno mi hanno regalato tutta la saga, era letta la sega, di Harry Potter più i film, no? Ha visto che hai pubblicato una fotografia su Facebook dove vedevo una serie di cassette di DVD non era capito che era, ma l'ho già capito, mi fa piacere, anzi, ma se oggi ho compleanno tu ti faccio pure gli auguri di buon compleanno, che non lo sapevo, e quindi mi scuso e ti faccio gli auguri, Antonia. Mi fa piacere che stai andato tocca perché non dovrei più andare live, no, comunque mi fa piacere, non so quanti anni fa, comunque ti auguro un buon compleanno. Ci sta Enzo, Enzo che giustamente sta dicendo, Enzo ho visto sta Juve spaccino, sì, perché ho visto che stava vincendo 1-0, che la casa caruta i matri, che è tornata la Juve ha segnato già. Pasquale Martuscino pare che la Gesù salutato, dice giustamente c'è la puntualità non fa per te, ma io sempre un minutino di ritardo lo faccio sempre, ma solo nella live, però attenzione che nella vita reale sono sempre stato un grande precisone svizzero, anzi mi schifo proprio a chi la fanno tardi, come fanno aspettare, perché io sono uno che non so perché ha tutta gente che fa tardi, e quindi io invece sono preciso proprio negli appuntamenti, arrivo, e poi arrivo mezz'ora prima, perché tengo l'ansia con le fa tardi, no? E questa ansia mi fa fare prima e poi arrivo mezz'ora prima, mezz'ora, come già fa. E invece però puntualmente a gente arriva mezz'ora, quindi aspettano un'ora di solito negli appuntamenti, questa è una cosa. Gianluca Costagliola, parò meno di un minuto per entrare nelle nostre case cadute, poi Fabrizio con il suo commento di cheat mezz'ora fa, io sto leggendo, ma voi Salvo Sibillo, buonasera ragazzi, vi saluto anche lui, Salvo. Chi è? Marco Naso, grandissimo, Marco Naso, già stata ca figlia e già stata ca figlia e questo è il primo commento che Marco aveva scritto. Alessio Enigma pure, sa anche lui, sta facendo, voglio andare a vedere l'MT. E che hanno fatto un zoo, hanno fatto creare un museo, cioè, l'MD, che sono romanzi mi fatto un giorno quando facevo la ratta di pallo, perché l'MD ci nutre, almeno a me mi nutre, e quindi no, stiamo pensando giorno che scompare l'MD, no? Immaginiamo questa cosa in un futuro remoto, no? Remoto che poi dice prima un futuro e non si immagina che già esiste sull'MD e proprio fanno un museo con la cioccolata, sai, una teca di cristallo, sai, vanno tutti i turisti e dicono magari questa cosa che sai, poi ci spiega la guida, sarà un mio, il mio pronipote, non lo so, e gli spiegheranno che sei una casa d'opera, una cosa falsa. Vabbè, il museo dell'MD un giorno lo creeremo, ma spero di no, perché spero che non scompaia l'MD. Allora, Antonio Venito, sì, sono tornato. Il mio compleanno è tra una settimana, posso passare, tanto mi fatto sentire una latrina quando ero fatto gli auguri. Grazie per gli auguri anticipati. Ma se porti 16 watt, ma alla fine ti ha risposto più quel coglione del manager dei Pantellas. Sì, in realtà mi ha risposto però ancora c'è un messaggio, perché la verità mi ha risposto un po' a Frank Cerro, ancora devo leggere, però presto a leggere, ma avrà citato sicuramente, e poi lo rispondo e poi lo pubblico, perché mi fa piacere che questa è una cosa che uno, io pubblico perché comunque è nostra come cosa, quindi non mi permettesse mai di pubblicare screen di conversazioni e cosa non lo faccio mai, non è una cosa che fa, però sta cosa che essendo nostra, perché comunque penso parecchi voi, credo, hanno votato all'epoca quando io abbiamo fatto questa cosa di fascismo si chiama di Pandela, quindi mi sembra giusto pubblicare questa cosa, comunque non mi preoccupa, di nuovo vuole come messaggio appena tengo tempo e gli rispondo, ma comunque poi fa niente più di Pandela, se lo dico proprio perché hanno fatto la sua cena, penso pure a voi, quindi e non sa meritano proprio niente, ma chi vuole ci fa solo, anzi, giustamente, questo vabbè. Poi, secondo live grandissimo, che sarebbe il mio amico Tony, che caitta spessese preciso, voglio, proprio a voglia di aspettare quando abbiamo fatto il video a pianura Fish Life, ragazzi, no? Perché Tony abbiamo fatto un video ultimamente Fish Life, e stiamo purissimo, no? E non voglio tenere l'end, sta in due video per fuori chiudere assieme a me. E, una mia idea è non mettere l'otto, cioè, non lo so, io tipo ci metto a Facebook giù, ma servono 2 loro per fare perché moneta a volo sta cosa lo pesce da prima, no? E c'è vabbè, mi servono due loro per fare sta cosa
e niente, era il 4 tipo, e Tony, sto mi scrive, c'è tu, vabbè, vengo, i 5 va a piazzare vogliono e poi vengo, come ti lotto, non si viene a Toronto, si viene con la macchina, no? Meno male c'era certo, perché poi se scurava notte, scusatemi il mio napoletano così, si scurava notte, comunque, in non potevamo fare niente più. E quindi alla fine facette un po' c'è un sallo vabbè. Comunque, andiamo in dire, Mario Gloria grande, c'era buonasera da me e da quella grandissima casa caduta di mia sorella Eliana, sì, che ieri mi ha scritto, me la ricordo, e scuso il ritardo, sì, che ieri poi tua sorella mi ha fatto ridere perché mi ha mandato una fotografia, se non mi sbaglio, non volesse dire, so che mi mandano parecchie, stanno mandando so che fotografie con questo fatto dell'MD perché stiamo parlando, e quindi mi ha mandato una fotografia con una tavolata di gente e Mike praticamente erano degli amici vostri che cioè, all'ultimo quando avete mangiato alla fine che avete mangiato iniziamo con questa roba la mancata dall'MD quindi fa piacere che la famiglia dell'MD si sta allargando. Tra l'altro attenzione tengo pure una cosa oggi una sorpresa pure la città in da cosa post volantino nuovo dell'MD questa sera ha dato questo volantino poi vuole fare una fotografia in realtà però non c'è tutto tempo e quindi c'è quello guarda con volantino nuovo dell'MD addirittura stanno facendo un concorso che se vince una Peugeot 108 addirittura ma stanno proprio montando proprio la capa all'MD stanno prendendo proprio la capa belle pure dal falso stiamo passando alle cose ma Peugeot addirittura manca una 5C non lo so una Diana sai che di macchina la Peugeot 108 vince si fa spesa comunque poco concorso e vince ma cazzo da andare vabbè comunque detto questo tengo avanti dell'MD caso anzitutto stasera volevo scrivere volevo dire voglio guardate pigliate pure un volantino l'MD così discutiamo insieme di alcune offerte alcune pagine da abbondare appunto quindi scemo sai penso mai pigliato scemo allora vado indietro vado a leggere qualche altro commento Alessio dice quando fai il raduno a Napoli io un big loro e veramente tra poco lo facciamo innanzitutto va con Comicon quindi se pensa che parecchi qui vanno Comicon perché me l'ha scritto un big comunque a Facebook ha scritto su fatto i va con Comicon che se poco messi fra poco scrivo uno a Facebook perché usavamo solo una facilità e quindi là sicuramente ci vediamo dopodiché maggio si farà poi un maggio veramente fine maggio forse inizio giugno sicuro faccio un raduno perché non vedo loro si va aspettando solamente che si faceva a mo' tempo fa più scifi prima perché belle buffate freddo se capite ne sono sceso oggi pareva la neve no? Fa un freddo esagerato vabbè, comunque quando è venuto tempo buono sicuramente comunque fra poco faccia sto grippando sto grippando la lingua stasera. Ecco, allora andiamo avanti a Choconat, mazzicato oggi mangiamo mazzicato la lingua allora lo voglio bene c'è il Rocchio grande forza mi piace quando chiamo c'è il Rocchio Marco Petrone Made in Sud merda addirittura ma perché io non ce l'ho con Made in Sud assolutamente la russa scusa Second Life dice dimentichi di salutare Angelica Scapin hai ragione me l'ha scritto in chat ma non ce l'ha fatto a te ma Musugna Angelica Scapin che si trova a Venezia fa prima io Angelica Scarpin scusa Scarpin non mi conosciuto questa Angelica Scarpin non so non mi forse la tengo a Facebook non lo so comunque la saluto Angelica da Venezia addirittura faccio un fa capire se sei veneta perché si veneta non faccio come cazzo ma fa capire però forse sei napoletano ma napoletano perché un nome Scarpin mi pare un po' più va a essere paposci casomai il carnavale dopo questa battuta chiudiamo allora detto questo fammi aprire chi ci sta Michele De Sica scusa Michele aspetta un attimo allora ci serve ancora la roba LM dice perché che la roba come facevi mamma spende un po' fine soldi più o meno mi fa pensare una cosa no prima non voglio mamma una fotografia in una spesa che ha fatto all'MD voglio incredibile ha fatto le fotografie alla macchina sua chi ne busti l'MD ma proprio una spesa addirittura mi ha mandato foto scontrine voglio ma cioè quello forse non c'entrava nella fotografia, però solamente, cioè era così, solamente quello che mi faceva vedere a me era così, come uno scontrino in un metro, che stava una spesa per un mese all'MD, un metti nella macchina, sta accottando per me nei vicini, tutti questi pezzotti che tiene nella macchina, si pensano che fanno non so, la finanza, perché rischi proprio la finanza, tutto quello. Allora, detto questo, già, diciamo, Gianni Omega, questi capite stasera pare proprio tu un bucchina, no? Ci hai fatto capire da poco tempo, solo Tug Life, no? Sta Viva Patana, ecco, questo canale mi piace tantissimo, si chiama così Viva Patana. C'era quello che Pasci che l'MD ha riscaldato cesso, ma era un film, penso, cioè, non solo tu,
e penso che tutti noi abbiamo una scartatura al cesso, ma non solo per la roba LMD, ma per tutto quello che ci siamo mangiati da questo weekend. Allora, Giuseppe XFG, Gero, ma perché non mi saluti? Giuseppe, io molto sto dicendo, frate, ti saluto molto volentieri. Ehm, tu mi hai scritto là, tu ieri mi hai scritto una cosa che mi ricordo il suo nome, Giuseppe, che tu hai detto, no, io sono, Coppa YouTube mi chiamo Giuseppe XFG, però sono, non mi ricordo chi cazzo, si comunque, sono molti cercamo, fa piacere. Umberto Carrotta, buonasera, grande Umberto Carrotta, un bel cognome, mi piace Carrotta. Di Ammarete. Ah, ma Mario Clore, ah sì sì, era lei che ti ha inviato la foto, sì, mi ha ricordato appunto la sorella, che Pasquetta caduta, sì, una Pasquetta abbastanza caduta, no, abbiamo fatto un qua, si è venuta al ristorante, si è venuta a mangiare, niente di particolare, siamo stati in famiglia, ecco, niente di, né chissà che ha fatto, però siamo stati tranquilli. Enzo dice Peugeot caduta, sì, ma effettivamente mi pare strano che stava veramente su fatti l'MD che offre la Peugeot, vabbè, ma sicuro che poi, ma credo dall'MD che partecipa all'estrazione di 10 Peugeot, addirittura 10 Peugeot 108. Ah, posso fatto mi fa ridere perché che i pazzi sembrano come all'MD, però in realtà veramente ho fatto la pubblicità della Peugeot, non so se vi ricordate i video della Peugeot che facevamo, che abbiamo fatto tipo a ottobre, allora non sapevo tutta la macchina, e dei scherzi, ecco. Che veramente era la pubblicità di questa macchina, e mo belle e buone si hanno associato con l'MD una cosa incredibile, coincidenze proprio, vabbè, comunque 10 anni la cosa, comunque questo però andiamo avanti. Taran che rodo bucato, dice giustamente, ma minimo perché non... Gina Lungo, il grande raduno delle case cadute. Sì, ma quest'anno lo intitoleremo così, il raduno, perché oramai è diventata una casa caduta mania. Stanno i guaglioni mandano i screen di discussione che fanno. Qui c'è casa caduta, là qui c'è Palazzo Schiattato, là qui ci lo sgarrupa, cioè oramai siamo proprio in casa, stiamo superando il maestro. Allora, JCK Drive, così si chiama, vabbè, rimane si torna a scuola, non so che già oggi si tornava a scuola, sinceramente, infatti non era capito buono, sì, sì, vabbè, oh, mannaggia il budde elettrico, effettivamente hai ragione, perché insomma c'è questo budde elettrico, insomma c'è una lampada, e non butti gli attagliati, vabbè. Detto questo, Marco Petrone, Lidl merda, all'improvviso ce l'abbiamo con gli altri supermercati, vabbè. Andrea Catalano, oggi mi ha perso un video delle tue prime live, ma hai cambiato location? Ah sì, sì, hai cambiato location, perché prima stavi da stanzetto, quando facevi le prime live stavo nella stanzetto, dopodiché mi sono spostato soggiorno, perché mi sono spostato, sì, perché poi mi ha cagnati proprio area, no? Perché non avevo cazzo nella stanzetta, ha poco cagnato tutta la disposizione della stanza, e mi sono messo soggiorno che stai più qua, solo a capo, solo la notte, non è che ci sono, però di solito quando sto di giorno qua sta un po' di sole, non mi piace più, mi trovo meglio. Così ho cambiato. Culo Peloso è tornato, Culo Peloso per chi non lo sapesse è un canale che si chiama così, Culo Peloso, che non è caso di caso. Eccomi qui più in forma che mai, anche si tengono poche short. Vabbè, ovviamente il culo ha questo tipo di sintomi, ovviamente essendo un culo che può tenere a short, emorroido, queste sono le che che puoi avere. Allora, Angelo Altomonte, ui, mo tocca a me, ya, saluto, ma Angelo Altomonte, ti saluto, ma pare quasi vabbè. Michele De Silva ci fa Antonio Mennillo dice Ciro, ma sono libri non cassette video casa Caruccio vedo proprio no mi scusate faccio ovviamente più a stanno più le cassette ovvero non so cioè agite cassette perché essendo un uomo del passato io no essendo uno che mi sono nato che videocassette allungava mi sono sempre cassette pure cioè fa capire come sono vecchio no tengo 30 anni ma tengo 80 però videocassetti io effettivamente avevo tutto il mobiletto con le videocassette quando ero più piccolo pare sono usciti i DVD, poi si è capito niente, tipo, l'hanno sono persi, la DVD mi sono persi. Vabbè, andiamo avanti. Forza Azzurro ti sfumato di Casatiella, c'è sì, ma ci sfumato di Casatiella. Ma sono sfumato, sono partito poco prima con Casatiella, sono partito tipo giovani viennari, ma l'ho fatto fare poco prima, no? Perché già ci va aspettavo, a me l'ansia era troppa, a me con Casatiella è una cosa che mi fa morire, proprio a me con Casatiella è una morta amica, a me proprio il Casatiello è il top della cosa allora me l'ha fatto fare poco prima, e me l'ha mangiato pure prima, quindi mi sono talmente abbuffata che l'altro è poco un schifo, e quindi non l'ho... A ieri non me l'ha mangiato, per esempio, no? Per farvi capire. Adesso proviamo a innanzi di commenti. Fammi se si è aumentato, no? Giusto per capire. Oh, 44 spettatori, erano 30, ma sono 44, 44 gatti in fila per secolo, adesso di uno. Eccolo qua, aspetta un attimo, premo il bottone a girare, ecco qua. Davide Opurino, che si chiama. Poi c'è Ru, addirittura.
Cent'anni di Costanza, ci dobbiamo riprendere dai casatelli caduti. Eh sì, effettivamente noi siamo un po' tutti, però oggi cioè, dai, sono contenuti, di solito mi sfondo, ma ci sfondo, giovani e biennali, poi dopo mi sono calmato un po', perché sto facendo una sorta di dieta, gava a me però, non è che sia vera, non gava a me sto facendo la dieta, allora mi cerchiamo di contenere un po', di mangiare un po' meno, perché siamo comunque alle porte, l'estate alle porte, allora già i facci scifre, tengo avanti, volessi un po' più, che proprio faccia, allora cerco un attimo di mangiare di meno, perché stanno ripeti che invece mi sfogo, mi mangio come può, e mo cerco un po' di fare una specie di dieta, sembra che a me. Andrea Attanasio, c'ero deluso a Fratamo, Paoletto, perché era pronto per la diretta, hai fatto pure prima, e invece le pizze. Ma it capar, parasce, potesse fare l'augurio che oggi è il compleanno suo. Allora, grandissimo Paoletto, ti faccio l'augurio di buon compleanno, ovviamente, perché oggi è il compleanno tuo. Mi scuso per dire, ma purtroppo già ci fatto, perché sai benissimo se segui là, che io ogni lunedì puntuale, puntuale non proprio, sempre un paio di minuti, c'è chi fa sempre live, perché mi diverte, stare qua a parlare così, a leggere commenti su mi diverte molto, però io già ci fatto, invece di diavolo, ma non ce l'ho fatta. Comunque, auguri di buon compleanno, Paoletto, non so quanti anni fa, facevo sapere così casomai, ti facciamo un regalo. Ma lo facciamo, però prima saluto. Caga mio cazzo, io oggi ho mangiato un porco intero e tengo il culo in fiamme, però la live la seguo lo stesso. Vabbè, ma tu la live mica la segui con il culo, e tu la segui con lui, allora la vista tenuta lui che non so, infiammati, qualche cosa, sui video ti avrei dato ragione, ma tu buttane pure in merda, la live la puoi vedere comunque, dici, ma avete alzato, sei tu non te la puoi vedere, ma alzato te la potresti già vedere. Mario Gloria, c'ero tutta la famiglia Gloria ti sta guardando, io ho onorato veramente di, cioè, mi pare che i pazzi, ma cioè, voi non capite, no? Hai caso lì con me, sono in una stanzetta, ma sempre questo è, cioè, io sono in una stanza, solo, non si sente una voce, e parlano non so quando. Allora immaginare che ci sta qualcun altro dall'altro lato, no? Che magari siete 50, 40, 50 cazzo, siete uno, e a me fa proprio, cioè, è una cosa che paradossalmente, che ne sai, no? Per esempio, 7-8 anni fa, ma anche di meno, era impensabile come cosa, cioè per me era impensabile, ma quasi ma un anno fa, cioè un paio di anni fa era impensabile, perché se è una cosa che uno quando era piccolino, no, diceva, ma questo è andare televisione, questo, cioè, certo questo non è televisione, però comunque 40, cioè, 44, 50, stiamo cazzo, cioè stato là, stato sentendo uno struzzo che parla, no, che sono in questione, e se è, per me è una soddisfazione, non lo so, ma è una piccola soddisfazione, cioè una cosa impensabile, ecco, per prima era una cosa molto impensabile. Comunque fa piacere, non faccio come fa sta famiglia tua, ma guarda a me non c'è idea, perché non credevo di poter intrattenere un padre di famiglia, una madre, pure che parole che dico, ovviamente, quindi vabbè, comunque mi fa veramente famiglia Gloria, gloria dall'alto dei cieli a voi, sono onorato, ecco, questo ho detto tu. Giovanni Borrelli, c'ero visto a casa da te, sì, l'ho già visto, cioè, questo mo sta scendendo malamente, mo faccio, stiamo proprio passare, poi mandano so che cose su questa casa da te, addirittura oggi io mi ha mandato questa proprio l'offerta, cioè, mi ha fatto la foto più volantine, e sono uscite due casadote, io giuro, 1,06 euro, no? Cioè, potremmo pure controllando al passo, 1,06 euro, cioè due casadote di 1 litro ciascuna, cioè stiamo parlando di 2 litri di tè a 1,06 euro, cioè immaginate, guardate, pare brutto che dico, perché mo sono fatto sta famiglia Gloria, però non ci niente, famiglia, ma per 1,06 euro, no? Ma in che la bottiglia? Ma c'è sta sì o no la pisciazza? No, ditemelo voi perché, scusate, per 1,06 euro in che ci posso andare che la bottiglia non so se lo trovo perché poi hanno fatto avanti proprio scomodo oggi cioè, hanno fatto avanti molto scomodo qui all'MD prima sai tu am sta casato te a 1,06 euro no, lo paga praticamente che buci perché poi pare che io gli fossi un però veramente io l'ho vista ma mandato su oggi non so se era il volantino di oggi allora casato addirittura posso fare che belle buone viene una Pepsi dall'MD non mi va bene ma per la verità non mi va bene ho visto vari marche conosciute dall'MD e non mi sta bene, ma stanno puntando a Pepsi, Nutella, Coca-Cola, cioè, ma Fanta, ci sto Fanta, ma che sta mogliendo, i cantare, ci questo fa cattare roba, hanno fatto tanto per sparare, no? O belle buone ci vogliono fare cattare. Questa è una cosa che non va bene. La bocca è andando amaro del casale, dico certe marche a sud, funghi trifolati, tripolati, non si capisce, questa è vivo meglio. No, ma non trova casata, aspetta, c'è in due beveraggi. Allora, il beveraggio, intanto può castare, vabbè, che yogurt, secondo me, stanno nei fermenti no vivo, secondo me, saranno pure i morsi i fermenti vivi lo yogurt dell'MD.
Pep, sì, no, la casa non c'è stata, ma stiamo parlando anni vecchi forse. Addirittura malizia, capo, ma che sono si bagnosciumo originale, diciamo, sempre lavato con la brezza azzurra, già, la brezza azzurra, diciamo, con pezzotti di felce azzurra, veramente, cioè, ma come si fa? No, buona trovare la casa, di andare, ho passato te, con 1,6 € due bottiglie di Casaro Te, che lo so. Allora, comunque mannaggia, Barbara D'Urso addirittura su contatto, cioè dopo MD, non noi che ti contatto MD, poi c'è Roberto Callimo, addirittura un contatto avete creato che si chiama Barbara D'Urso e dice, però Fabrizio, non così che ti prendo al pomeriggio 5. Barbarella sì, veramente su come, sì, è stato Barbarella. Allora, andiamo indietro per vedere alcuni commenti, facciamo un altro uscirlo. C'è una pisciazza casato te assaggiata, quindi anche Pasquale Marcello lo dice, quindi non è una cosa mia che volevo essere volgare, ma veramente sì, la vita, immagino assaggiare, perché la verità, lo assaggerò quest'estate, penso che c'è 50 anni di casato te, però ancora non l'ha già assaggiato. Mario Gloria e Cero hanno visto a me e mia sorella che ti stavano guardando e si sono messi anche loro qualche minuto a guardare, qualche minuto pure è una bella cosa. Anto Palermo, vabbè ragazzi, buona serata, salutami a sto casa caruto che manca ma cagata, tanto e i mostri genere, mo sto solo, amo dire. Giuseppe X c'era casato colora Puerto Sol, sì è vero, parecchi di voi, tra cui anche Giuseppe credo, ma una Coca-Cola si chiama, una Coca-Cola, sempre per intenderci, si chiama Puerto Sol, cioè veramente proprio oramai nomi esotici, questi Coca-Cola, buttano proprio là, eh. Ma comunque una delle più comiche per me resterà sempre la cola, cioè così proprio, cioè poi capi Puerto Sol, cola, oggi un Siva o Silva Cola, detto c'è proprio sì, magari una Silva, no? Però che là che mi è rimasta impressa è stata Cola, cioè là proprio non sanno proprio sprecare a tuo nome l'hanno chiamata Cola. Comunque, secondo live dice Fabri, anche la famiglia Nido ti sta là nel caso Carutaggi, capito? Ti sta guardando, vediamo se riesce a capire a che stai menzionando a chi il caso Carutan di Alessia Marcucci all'epoca della ma fa avanzare la cosa, un ricordo che voglio rimuovere dalla mia... Gennaio di Costanzo, what the fuck, è cominciato proprio come piace, come non piace. Piacere, ti ricordi il tuo video sulle parole inglesi, tipo friendzonata e cose, e come mi ricordo, alla nel caso che quando incazzavo un po' di che sta, ci fa uno proprio, cioè dove devo proprio menzionare tutte queste parole che fanno, che poi ce ne sono sempre tante, perché io mo ricette friendzone e che l'altra che mi ricordo quale, ma ci stanno uovo, no? Cioè, noi siamo invasi da queste parole inglesi che veramente ci stanno dando cazzo. Andrea Catalano, c'era what the fuck, ma da si fumata pure tu una canna reto gozzetto, non immagino una canna, io non fumo, io vivo di verità proprio, ma voi dicesse pure che vengono in Africa come si fuma, ma non fumo anche sigarette, tra l'altro, che ho giocato Wiz ben 4 anni fa più o meno, no, mi è mai piaciuto di fumare, è una cosa che a me diciamo, è sempre stato strunzo di mio, sempre stato così, cioè, figurati si fumasse, no, penso, poi nascessero proprio i film, però a me senza fumare, anche senza bere, perché io non bevo nemmeno, perché oggi tu mi faccio una casata cola, questo è il mio massimo alcolico, ma purissimo, io non ho mai fumato, mai fatto così. Giovanni Borre, c'ero vista casato, nata volta, casato di Ciacciavette, Umberto Carrotta, sì, una bella come ti occupo, diciamo, è vero. Paco 00, oggi è pure il mio compleanno, vedi, ma si è tutto quanto oggi, veramente, ma che giorno è oggi? 7 aprile, vabbè, comunque, auguri Paco 00, non so se sai c'è una verità, comunque facci auguri per Luigi Esposito della tua banca, a banca, banca, lo sai, si sta riferendo all'ultimo video che ci fatto sabato, se non l'hai vista, con Papa Cake, sta cazzo di pubblicità ogni 3 quarti la tua banca, la tenga banca, frate, e come fa tenga una lira, mi spostavo la pubblicità, mi spostavo. Caca, il mio cazzo che è culo peloso, si faccio capito, faccio risorgere vulcano, ma che se effettivamente ma capite la bruciul, caca mio cazzo, però ti mangia troppa anzuglia, troppo pepe, non lo so, e quindi è normale, vabbè. Per quello peloso però risponde a tono, ha già fatto un video da ovo, sciacquo, che mi ha fatto appiccicare tutti i pilo culo, ecco qua c'è questi video, poi c'è sempre un botta di risposte fra di voi che a me piace molto. Reviews blog si chiama, credo che l'ho letto bene, non lo so, reviews come cazzo si chiama tu, c'era oggi siamo anche noi di review blog, ma mola c'è in 3 modi diversi. Buona fortuna per il tuo canale. Non mi fa piacere, ringrazio. Niente, che sei qua. Pure a voi, buona fortuna per il vostro canale. Chi ci sta più, fammi vedere un po', Puerto Sol.
Mina old, così si dice così, vabbè. Buonasera, scusa, mi sto aspettando ancora la richiesta. Mina, non ti preoccupare, io ve lo dico, mo approfitto di quando qualcuno mi scrive, diceva Fabio, ma mo accettare la richiesta di amicizia? Io non la posso accettare perché tengo 5.000 amici e non le posso accettare. Facebook qui 5.000 non devo accettare. Cosa faccio? Ma tengo un foglio, ma pensate come sono diventato, no? Ma girato un Word, un foglio Word, ecco Word, capo chi cazzo si chiama, io non so, non mi inglese, ma se si chiama Mondo, per esempio, dice si chiama Word, chi qua già, perché me l'hanno fatto dice pure a me, che io uscifo proprio, si mi hanno fatto parlare pure a me, così, ah, come c'è su Word, no, come cazzo si chiama, e mi sono scritto tutti, cioè, tengo scritto tutti là che già aggiunto, piano piano vi aggiungo tutti quanti, pure perché, ad esempio, con casa caruta mi cancella, non faccio capire perché, è un fenomeno che ogni 3-4 giorni capita, io tengo 5.000 amici, bella buona, Sacit 499 e con casa caruto mi cancello, io non so chi perché non faccio come si fa a vedere, comunque appena mi cancello io vi aggiungo, quindi uno può fare una lista, ma ci prepara e quindi stiamo a posto. E a mannaggia. The Chris Pint, vive i pandistelle dell'MD, guarda che sono buoni, guarda, veramente sono pazzesco. Guarda, si dice gli MD dei pandistelle, i pandistelle dell'MD sono buone, sinceramente sono buone, no, qualche volta l'ho già assaggiata, non mi fa pensare che posso fare senza specie di dieta, quindi non mi fa venire fame. Andrea Catalano, l'MD tiene alcuni prodotti anche normali di marca, è vero, ti è mai venuta la tentazione? No, mai, guarda, per la verità, faccio finti di rubarì, guarda, per la verità, non voglio manco parlare di Instagram perché lo fai in fretta. Gianluca Costagliola, c'era un sto bel rinda sta fotografia, e boh, se tante, già lo vicino, ma savi, proprio tante, quindi non lo so. Posso farlo come immagine dell'MD? No, chi lo più mi fa solo lì è Roberto Carlini, quindi mi dice niente, ma mi aspettavo quando lui probabilmente ti puoi anche diciamo, come si dice, candidare no, a questa cosa. Come naviga perché è troppo piccerella, naviga. Second Life, peccato che World non significa mondo, o che significa mondo, perché il si World, no, o questa cosa qua, però World come cazzo se potesse tradurre, io non lo so, io, ma a me fa un comitato, no, veramente, mi fa organizzare un giorno, no? A parte il caso Caruto che già sia, però, cioè, tipo di, a me piace si parole, no, la ma tradurre, voglio, perché non esiste uno come me, no, che andrà a una parola in italiano, o può mai dire belle e buone magica con un Word, cioè, non lo so, è comica come cosa, cioè, voglio immaginare un Word, magari, suona male, ma traduciamola. Allora non è mondo, facciamo monno. Ehi, allora mi sono aperto un monno. Ehi, allora già stiamo voi a questo. Facciamo sta aiutatemi, voglio contro questa lotta delle parole inglesi che ci invadono. Aiutatemi, non mi facete sentire su. Lorenzo Calò, ormai da sempre l'MD vende al nostro Napoli grandi talenti. Nel 2005 arrivò Capparella, lo ricordo a Capparella, nel 2010 Cribari, nata casa Caruta, e nel 2014 il bomber Felino Miciu, che veramente, se capite che fine ha fatto, si sarà perso, veramente, qualcuno di chi so io, sai che mi fa? A me mettere le cose tipo quando uno perde i cani, i gatti, no? Quegli avvisi wanted, no? Facciamo inglese, comunque WhatsApp, cercasi, wanted, cercasi, cioè, si è perso, smarrito, ecco, che mi veniva smarrito, e metti la fotografia in mo c'ho taglia, che ne sai, piccolino, colore giallo, che capito, sai come cazzo, tigrato, no? Ma senza capire che fine ha fatto Micio, quindi creiamo questo, come si chiama, questo fucile A4, diciamo, orizzontale, e che diciamo che è pezzo 4, perché veramente Micio non si sa più che fine abbiamo. Non è che c'è una fruttessa assai, perché non è che c'è pezzi, chissà che Gina Lungo, a gente che cancella non so buono proprio, non è, sai cos'è? Allora, io ti dico una cosa, no? Per esempio io, guarda, all'inizio, quando nei Facebook, che stava 4 anni fa, ho aggiunto qualche persona, perché sai, i compagni di classe, la gente che ha un, sai, c'ha fatto in vacanza insieme, qualcuno di pianura, amici di vecchia data, no? Che appena a certo Facebook era questa cosa che si potevano incontrare tutti questi amici di vecchia data. Dopodiché, ne c'è aggiunto tutti gli anni, quando ci facci i miei amici a chi l'erano, no, non è che oppure poteva giocare con una Giugella all'epoca, sa, ci mi era magnato, per esempio, e sicuro. Poi, dopodiché hanno cominciato a mi chiedere loro l'amicizia, fare i video, no, ovviamente, e quindi io poi non l'ho già accettato finché sono arrivato a 5.000, poi che lo che dico, no, grande casa, no, vi tengo sempre su consiglio, ma tu mi chiedi l'amicizia, poi mi lì, all'anima la casa caruta, no, questo penso che poi non so, ci può essere, ha cancellato con un amico di vecchia data, ma non credo, perché poi ci ha fatto vabbè, comunque.
Proprio metti così comunque, come ci fai? Se uno mi cancella, significa che non mi voglio. Allora invece chi mi scrive dice, guarda, ti volessi che tu fossi amica a me, no? Ma fa io poi mo segno perché mi fa piacere, me lo aggiungo, lo faccio sempre, aspetto un po' di tempo, però poi alla fine lo faccio sempre. Cioè, in sostanza, no? Preferisco chi se ne fotte che sapere un video, si fa, che io invece che se ne fotte proprio, questo è là. Cioè. Ah, comunque, Gianluca Costagliola, cioè si mette un mouse, tengo un mouse, sì. Coppa, la fotografia si vede più grossa. Un mouse, vabbè, ride, che la metto di fammi si vede più grossa. Ah, sì, ma come si brutti, già lo che si è fatta la fotografia così, praticamente, c'è così, dice, veramente non mostra. Ma oggi capito che voleva io la fotografia, ma era meglio in occhio, non mi fai alleggerire più. A scuola di Martuscello, cioè tu ricomincerai a fumare, tu, quando l'MD si mette a vendere le sigarette, scommetto. Ah, sì, sto immaginando l'MD che vende sigarette e non sarebbe, ma chi sto oramai si stanno tornando a fare con belle buso su stasera, non so, sto scherzando. Sul l'MD a gestire una sedia a sdraio, cioè veramente lo giuro, vicino alle casse, una sedia a sdraio. Ma chissà, non è una causa, stanno ci passati di fare di casa quando piglio su, non lo so, capo non sta manco su. Ho visto, ho capito che è una sedia a sdraio che praticamente tu prendi con i punti, con queste cose qua. Proprio tutto, che fa, poi mo sta in una stagione, no? Lo si stanno fanno proprio fa pochi primi che si chiede le palette, si mettono a bene queste cose qua, di cose là bronzante. Vabbè, comunque Michele Giordano dice oggi è stato peggio il numero di normale, buonasera comunque, ma no, vabbè, oggi hai fatto un cazzo, mi sono molto riposato, quindi mi dispiace per te che evidentemente hai fatto quello che hai fatto. Viva Patane dice, ti faccio traduttore, what the fuck, vuoi dicere, ma che ci stai dicendo? Sì, effettivamente, ma anche, no, ma what the fuck significa fanculo, credo, vatti a far fottere, no? Dovrebbe essere, cioè, friend zone vuoi dicere che la guaglione ti sta pigliando per culo, no, ma che l'hai fatto, e non darà la patana e poi stanno purati, sì, una specie di sta, più o meno, i via di palo, questo per me significa friend zone. Jacopo mi devo fare, io aspetto che i zombie come Gennaro di Costanzo è mai stato sì, è mai stato nel rione il rione Toiano, attenzione, da non confondere con il rione Traiano. Infatti all'inizio quando io leggevo, no, mi ricordo che quando ero un po' più piccolino, sì, 17 anni, leggevo le offerte di lavoro un po' perché Brac, no? E Fiera Città si chiamava questo giornale che ha molto esistente. E per pure questi fatti tipo cercasi tipo Rione Toiano, ci pensi, ci vai da scrivere, il Rione Traiano, che il sta vicino al Rione Traiano, allora dici, ma che si stanno scrivendo proprio Rione Toiano, ma vedono poco se poi parlare, scoprì che esisteva il Rione Toiano, cioè tipo casa che mi mangia città nessuno si fa che si faceva una figura in mezzo che sto facendo uno comunque e poi se più come faceva su Cibo è un altro comune che sta non so dal parte di Casetta non so facendo ma comunque in Campania c'è questo piccolo comune che si chiama Fuccivo allora qua vicino poi invece sta Toccavo allora dice ma questi figli di Bucchi sbagliano sempre a scrivere non solo rione Toiano con rione Traiano ma pure sul cibo con Soccavo dice ma che ci fai c'è proprio impegno vicino a stata sti quattro scrittori no? Questo perché a Maron pensavo no? Dice poi a capire che era sul cibo comunque che figura in mezzo una collana aspetta, no, fa magari che commenta. Giovanni Borre dice: Hai visto l'MD se mi sa vendere anche i prodotti per la macchina? Questo non lo so perché io non tengo la macchina, come ben sapete, non tengo manca la patente, quindi non ho idea se questo se mi sa vendere tutto. Ma come pare, non manca la posta, un coppo volantino. Prima di chiuderlo ci stavano i veramente i prodotti per la macchina, forse mi assenzato è giusto per no, i decreti, per carità, però guarda di averli visti proprio nell'ultima pagina i prodotti per la macchina e un po' poi guarda qua manca a farlo apposta no? Guarda qua Nike in ascensore questi giulini qua e quello che cazzo sono non so se si vedono crecca aspirapub per la macchina i cosi per parcheggiare un giubbino di francese triangolo per auto con aspirapub ci state cose hai ragione pure cose per male non saprà a poco mettere pure un fumo e non so se ci mettere una bella che è babbo un MD un po' più globalizzato allora la scuola Mattera o Mattera non lo so c'era sentito che sei andato al ristorante a Pasquetta ma mannaggia pavati non impressionato proprio ma t'hanno dato l'uovo sodo pazzotti l'MD no no diciamo ma manco l'uovo diciamo dai è stato un pranzo particolare, non si una casatil, torta, cose. È stato un pranzo così generico.
Culo peloso, cioè ti piace a ciuccio, ma non pare manco caso, comunque sì, io penso, sì, però non fare quando sa cosa ci sta una famiglia con cazzo, già ti chiamo culo peloso, e già, già quando ti leggo mi fai fare una figura, poi mi fai leggere così, comunque è ovvio, no? Allora, in toccato. Purtroppo non esiste il giocatore sto cazzo, non esiste, sì, infatti perché se era un fake, un veretto, te ne poi agita fake, poi mannaggia auto. Purtroppo uno come me che parla una puttana la mattina sì, nonostante ciò sia un purista della lingua napoletana, che a me sembra, vabbè poi c'è fake, che poi tu budde fake, è un pezzotto, che è la traduzione, così ma mi devo imporre di dire pezzotto, è un pezzotto, non è un fake, che resta un fake? Stu cazzi con internet, non facciamo lì. Comunque diceva, scusami, purtroppo non esiste giocatore sto cazzo, tra parentesi, te ne avevo parlato durante la scorsa live, sì, mi dico, si tratta dello svizzero Stoker, oggi in forza allerta a Berlino, sì. Sì, comunque so, sì, perché mi ricordo che nella scorsa live lo dicisti, sto cazzo, forse è stato bello, ma sicuramente esisterà, poi non sarà conosciuto, ma esisterà qualche giocatore che si chiama sto cazzo. Vabbè, mi ricordo proprio una formazione, no? Approfitto di che fecero una formazione su internet, allo stesso tipo di Arra, Nkulu, questi giocatori tipo Gulam, no? Questi giocatori con questi nomi particolari mi faceva ridere, proprio una formazione proprio da diciamo, attacco, centrocampo, difesa, portiere, non mi ricordo di ieri, sempre a casa caruto con questi nomi qua. Vabbè, comunque, salvo Sibilla, mi fa pubblicità, ma cazzo, ogni tanto mi fa morire, mi fa morire chi mi scrive e dice, guarda, ma facci, e tu non dici a te, però c'è troppo, cioè, dici, sì, mi fai ridere, sì, simpatico, però ogni cosa mette sempre la pubblicità, frate, ma il suo pariano, fra mo, c'è sta maronna e mettiamo restare così sotto, un quacchi destra, vecchio, o quando va a capace, mi saluto e mamma sanno proprio, che è la cosa, figuriamo, questa se risolta la vita mi voglio lasciare il sensuale problema di Emma Pavassa, ci sarebbe proprio il top della vita. Comunque, sì, vero Fabio, buonasera, grande Fabio, io ci penso, cioè spero, credo che sia venuto nuovo frate, che veramente si è a casa caduta, ma un panfanino. Dice sta Mario Gloria, cioè dici quello che vuoi, se ne sono andato. Ah, meno male, mi lo vado a quello, perché mo, se immaginavo a padre e a mamma per là, solo, poi ci ciao, chissà, il culo peloso, là, giù, ci piace, stanno, però io sono molto contento, quindi, comunque, quindi ora ti posso rispondere se mi piace la ciuccia, no, non mi dispiace perché se non stavo con Fame, no, con Guardiola, così, ma Guardiola mi segue a me, poi c'è tutto quanto un po' più mi piacciono, perché sono tutto quanto fanno passare parolacce, invece mi segui a me, no? Non può essere come me, nel senso che dici se ti piacciono le parole e cose, un po' scurrite, no? Quindi va bene così, credo, con un pezzo che una Oxford si mette a segnare live a me, perché sarebbe... vabbè, comunque. Giovanni Borrelli, c'è lo strunzato non te posso dire perché ho visto il volantino che hai tu e Maggio Mannata anche il foto un po' più. No, io ti credo, no, assolutamente. Ma poi la giustizia hai fatto vedere. Vabbè, Marco Parmentola, buonasera, grande Marco Parmentola. Secondo lei, Fabio, ti esce il sangue quando ti lavi i denti? Non ci può credere, Tony, ci può pensare, sta pubblicità la parola, ed è un po' simile a quella della banca, perché è ripetitiva. Just Test 90 all'MD è l'unico supermercato che non vende preservativi, no, e ti stai sbagliando, e ti stai sbagliando. A parte che già l'avevo visti, ma stasera proprio l'ho visti proprio, cioè, tengo proprio l'immagine, non mi ricordo come si chiama, ma li vende, li vende. Mario Gloria, ma c'è stanco, che cazzo, ma il tipo, non mi fai non puoi dire che sta a casa che tu casi, era avrà ragione solo, ieri mi scritto che la casa caduta di mio fratello, che io volevo dire, ma allora si è una casa caduta, e ha detto che se è una casa caduta ma fai pari, vabbè, ma è scontato, no? Una casa caduta, scusate, ma si faceva i muscoli, ma da credere, ma già tu dici, sono un tipo molto pulito, no? Ma lava, tutto cose, cioè, molto... Dici, capito, perché ultimamente si cazzi muschil, no? Tengo sti cazzi muschil, ma a casa mia però qua, da sto punto proprio, quando mi metto qua vicino al punto, tengo sti cazzi muschil, cioè non fanno zzz, perché sono muschili, sono piccini, non danno ancora il rumore, no? Però fanno, non fanno zzz, però facciamo finta che fanno zzz, e fanno zzz,
e mo hanno dall'occhio, in bocca, intorno, oh, ma la monnezza, io non lo so, cioè, si sapete che le muscole stanno vicino alla monnezza, oh, e che cazzo, non mi faccio fatta la doccia, ma io non lo so, cazzo ci devo, non lo so, come sta sto fenomeno, si sciacciano i muscoli, non so cazzo di uccidere, ma perché poi, sai, sono più lenti, cioè, sembrano facili da uccidere, no? Che ti passano accanto e tu fai così, e poi puoi dire 4, cioè, magari faccia così con mago, esce 4, all'improvviso, ma come sta sto fenomeno si uscì, se capi, ma sono vicino a me, ma smetti mia moglie qua, ad esempio, una cagata, sono vicino a me, non so cosa hai in mano, allora io forse facciamo un bagno scimmello e mi dico, ora fosse su bagno scimmello, che non lo so, scubrezza azzurra che attira i muscoli, non lo so, forse mia moglie si lava con un altro bagno scimmello, non lo so. Vabbè, comunque, detto qui, Sforza Azzurri, c'era un magrito, ho visto qualche video dei Pandellas, ma a me non mi fanno ridere proprio, ma manca a me. Casomai sono loro che stanno a fare video con te. Ma fanno sugli anni, vai, c'è l'occhioso, che si foto, voglio bene, Forza Azzurri, tu muovi bene, sei di parte, no? Però detto mo, tanto oramai ce ne fotte più, potremmo parlare, no? A me si sfascimi Vandellas, effettivamente, non è che mi hanno fatto mai ridere, ma mi scuso con chi segue le live da tanto tempo, che all'inizio già da, con io, allora, partiamo dal presupposto che è su video che i Vandellas, cioè, ho partecipato al concorso dei Vandellas, perché? Perché agisse che era una possibilità, essendo che l'anno scorso si aveva più un gripatiello con il canale, mi piaceva l'idea di far crescere il canale, queste cose qua, ma non è che mi passa, però oh, basta che faccio i video, ma a me come la foto, cioè, sinceramente, poi se uno si vuole scrivere a me fa piacere, oppure sì, però sinceramente a me documento di fare i video, poi sì, è certo, si vengono viste molto, a me fa più piacere, si vengono condivise molto, mi fa più piacere, però ma lì stanno con casi è vero come Buca fa 4 cioè, questa è la mia soddisfazione. Comunque, era fatto su poco adesso perché c'è stata una possibilità di essere visti, no? Avevi una visibilità. Sti video ebook che mo c'ho a parecchi lui che va ci stanno non solo a me, ma pure parecchi lui come hanno scritto non fanno ridere, ma questo si spiega perché. Perché comunque loro sono do nord, o fanno tutte cose, cioè a noi ci fa ridere una napoletana, parliamoci chiaramente, a me mi fa ridere una napoletana, cioè chi è come me, un po' così, no? Chi loro nord mi fa anche ridere qualcuno, per carità, che io sono molto uno che apprezza molto la comicità, soprattutto cioè, a me piace, però loro ci grosso modo non è che fanno sciarta proprio pesante, cioè a me si mette per esempio Sorma, per esempio, mamma, fanno più ridere i Pandellas, ma proprio così cioè, ma Sorma che fanno ridere, Sorma, però fanno un po' più ridere i Pandellas. Quindi, però, questa che è un'occasione per diciamo, questi qua, poi faccio un po' di pubblicità, ma però poi mi il cazzo io, diceva, poi la parentesi esagera, ma scordo di quel dicevo, cazzo io, diciamo, no. Vabbè, comunque manca a me mi fanno rilassa, questo volevo dire, no, l'anno scorso ero un po' più restio, no? Perché già quando mi fa parlare, che a finire a Sicilia come tu, la pure che più si sei una live, però fammi stare zitta, cioè, vuoi dire quando è, fammi fare i cazzi, però mo ho detto che ma tu cazzo, voglio faccio a me mi fanno proprio ridere, anzi mi danno un po' fastidio, però questo lo fanno un po' tutti, per carità, pure io poi l'ho già fatto, un po' me ne penso, che chi si fa? Pare che fanno solo video degli argomenti del momento. Mo si succedono un cazzo, no? Che ne sai, ho fatto One Direction, la Kill se ne chiude. Pure a me mi piace fare una battuta un po' passo fatto, che ne sai, ci viene un papa, mi piace fare una battuta un po' papa. Ma si va bene però. Invece chi stanno certi, no? Tra cui pure i Pandellas, mi pare che quando fanno le cose che fanno perché a loro hanno fatto hanno lasciato come cazzo si chiama che non so come Zain su quali quando ha lasciato i quanti quando fanno video subito ma fanno video perché ma fa allora accettano un video in coppa su fatti su Zain no certo fammi vedere sai non permetti e tabere cioè cacà voglio una cacà c'è 30 secondi mi dovete credere ma una cacata no ma io perché i buoni spassi ma io si sta feriti no avessi dicendo sentite, no, ma su Iti, ma come facciamo a fare la su? Ma dici, ma me la come fa ridere su? Che poi la là sotto 300.000 visualizzazioni. Come cazzo? Cioè, ma chi cazzo fanno ridere questi che? I bot, no? I bot fanno pure ridere, ma molto di più, ma che è? Qualcuno stai manco pas sui faccini Facebook. E ma insomma, ragazzi, per me cagami un cazzo, ma sta cagando un cazzo mi chiama a fa. E comunque se poi fai perdere la parabola, no? Ricky, no, ma come cazzo, cioè, poi mi spieghi c'è sta gente come cazzo fa, a me mi piace dicere, criticare, ecco, non farò nomi,
mo sta parlando di Pantella, però amici e te ne capisci come cazzo fanno a fare, come sono sul pezzo di discorso, che la città sul pezzo che ha già avuto 4-5 parentesi siamo su di me. O chiama a leggere i comment, Pasquale, chiamano poco a rete, perché ha giocato mezzo soli, Enzo P forse brezze e merda, no? Effettivamente si bagno scima adesso poco brezze e merda, perché non si capisce come fa a tirare tutti questi muschi. A scuola Martuscillo, Fabrizio, capitano poco, Pantellas, Pantalles, scritto, o come si chiamano, hanno consegnato 3 premi a 3 youtuber che lo dovevano avere da 2 anni, si chiamano le scritte su fatta. Ma quando non è una casa caduta, è una casa caduta, è difficile che può migliorare, no? Capo, che che dici, no? Sti cazzi di Pantellas. Cioè, io poi scrissi questa cosa, ho letto a Facebook quando mi mandano dei messaggi solamente quando ci faccio una battuta un po' a loro. Cioè, guarda su 6 mesi che non si fanno, dopo un paio di giorni compare qualcuno di loro, lo dice di voglio ma che si fa? Quindi sono così, sono un po' recidivi, no? Nel senso che l'hanno fatto già qualche volta, ma a me mi dispiace perché pigliano per culo, perché questa è la cosa proprio che a me mi dà fastidio. Vabbè, comunque 00 Aurelio, c'ero goppa a Facebook, taggio mandate foto su ricercate, ci organizziamo stampa me volantini e distribuiamo, ma questa è una cosa grandissima e poi cazzo si fa fare questo micio è i gatti che si smarrano che veramente Gina Lungo, quelli del no, quelli del no non fanno una cosa mi sta a cuore perché io sono uno che a me io sono nato proprio a vedere i film, i comic, ma sono sempre e io sono cresciuto con i film di Paolo Villaggio che è del nord, no? Fantozzi, è di Genova, però a me voglio mi facevo pisciare sotto, quindi voglio dire, a me mi fanno ridere i comici del nord, per carità, ma ce ne sono, ma dico Paolo Villaggio, ma poi dico Renato Pozzetto, fa pisciare sotto, che ne sai, ci dico a Batandone, di Milano, dico, a me mi fanno ridere, però sono molto più amante di quelli napoletani, ma penso come la maggior parte di voi, ma perché? Per il semplice motivo che un napoletano no? È come te, come me, allora, tu senti proprio che la cosa dici, oh, ma che è bella, cioè ne parlo come me, c'è più, magari ti racconta una cosa, per esempio l'MT, no? Per dire, a conosciamo noi, come dai fare perché se mi spara a ognuno, andiamo là lì, allora ci può fare ridere a noi, ma magari a qualcuno lo nord, pure lo potesse fare ridere, però sai, una cosa, forse l'MT ci fa sempre sbagliare, però qualcosa più, cosa c'è, Agumana, no? Agumana qua, no? È la nostra Agumana, c'è un treno, no? Che passa ogni scena, a fare schifo, che non facciamo bene, queste cose che ci appartengono, quindi io raccontato da un napoletano fa, Mo Vandellas che a me mi fa su fatti One Direction, a me mi fa ridere, però quello che poi mi fa proprio in frega, no? Io non ci gioco manco col pallone, no? Perché loro sanno feriti, che hanno fatto, no? Che l'hanno feriti. Però a chi fa scima se è vero, voglio, a me mi fanno azzecchino, cioè, che uno non riesce a capire, no? E non si manuia, cioè noi perché pure io vedo i video, metto mi piace, condivido agli altri, no? E ma si manuia che facciamo saggi a certe persone, cioè si manuia, voglio, non è che si sa all'improvviso, o se no innanzi ci capitano qua, io non lo so come fanno a saggi persone a fare, io ma lui le visualizzazioni, ma lui mi fa, fanno i sorti, mi facciamo, fanno, io però si manuia, cioè almeno credo, se noi facciamo saggi, allora dici, ma che ci facci? Non dico che uno ha da fare sagliare, una puttana, perché uno ha da fare che cazzo visto, però oggi è colpa di poco pure la nostra, si ci vogliono video di Pandella, se non c'era mai visualizzazione, e chi se purtroppo a così cambiano, voglio, allora vedo questo video, ma chi ci fai? No, questo è il mio pensiero. Comunque non devo vedere, quando fanno ridere assolutamente, perché mi fanno ridere. Vabbè, andiamo a aprire i commenti, scusate se mi faccio parentesi solo di belle, c'è vista, le case cadute per carità rovini di video, ma poi ci non mi illuminato, ma ci incazzare.
Micio è andato nella sua lettiera, giustamente Lorenzo Paolo, ma penso che sarà pure morto in altri. Michelangelo Giordano, ma c'è un twistato cazzo, arrivo con mente migliore in un'ora. Mo ci sono arrivato, mo ci sono arrivato e non è passato un'ora. Lorenzo De Angelis, io stasera mi sono mangiato il nuovo dell'Eurospin e sto malissimo, frate, ma tu la prossima sai dove devi spendere. Francesco Veneruso, poesia delle 22 e 23, la vita è una brioche, bellissima, cioè scrivicela, te la leggo molto volentieri. La russia, Francesco Veneruso, che sta, ci sta, aspettate un attimo, scusatemi, ma un attimo arredo, perché avendo poco la mandata, non che i commenti, avete ragione. La russia, Barbara Russa, letto un commento di Barbara Russa, che ci fa. Vabbè, scusa il ritardo, Francesco Veneruso, ma figurate. Penso di Angelo Saluto Mecerro è pure applicano, addirittura pellicano. Andrea Attanasio, come capisci la Juve o la Fiorentina si un'apola e sei in aula. Da la Viga Nera si un'apola in fine, cioè la Viga sperando con una pola in fine. O Juve o Fiorentina, oggi sai che ma o perché mo in questi ultimi anni è diventata una sfida abbastanza sentita, ma io non so chi tenga pensa a Juve, no? Nel senso che nata Napoli-Juve, nata se riuscissimo a mazziare fosse sempre una bella soddisfazione, però anche Napoli-Fiorentina è stato l'anno scorso, quindi sarebbe un replay, no? Stasera oggi sono proprio non sto in forma, la gittata la parola inglese replay, veramente, mi è casato colo, da me questa, secondo me ci mangi, mi sono con sostanza in sta casato colo che mi sta dicendo parlando poco inglese, comunque no, sarebbe una ripetizione, no? Di questa partita dell'anno scorso, quindi magari fosse Napoli-Juve sarebbe meglio, non so, cioè io con abbassare i 5 minuti ho questo cazzo. Allora andiamo dietro. Giovanni Borrelli, c'era ricordo quando si buttava la parola esploa, mai ricordo questa cosa, mai ricordo. Aldo 612, Fabio quando viene a Scauri, ma io magari, guarda, veramente Scauri è bella, è molto bella. Io ci volessi volentieri, perché poi sono posti, vedi, Scauri, sta qua vicino, no? Però è bello, cioè credo, che poi ci va su Ren, vabbè, poi so che è bella, non mai ricordo come, però penso che è bello, ci fai scimmello tu se è bello o no, o mi farebbe piacere perché mi piace a me questi posti, lo fanno pensare in vacanza, lo fanno pensare chi è questo? Lorenzo De Angelis, pure tu, su fatti l'Euro scommesso, ma sto processo, mi dispiace, Gennaro Costanzo devi fare un video con Francesco Sole, io mi sapevo, dopo non facesse mai. Allora, Pasquale Mattacero, tu casini esperti dell'MD, la Conad ha fatto la pubblicità delle banane a 1,19. L'MD a quante le banane? Già sparagnà. No, non lo so perché l'MD dove sto io non ce l'ha il, come si dice, aiuto, no, non ce l'ha il fruttaiolo e quindi non agite, perché poi la verità, di banane non agite, c'è la domanda a Tevez. Allora, c'è Forza Azzurri, c'è un che ho visto qualche caso, fatto di quando la a posto. Chi è questo? Caga mio cazzo, ma secondo te o mondo e YouTube è utile per chi si vuole fare qualcosa di soldi? Infatti, questa è una domanda che mi fanno sempre. E io ti rispondo molto chiaramente. Allora, c'è un sacco, però mi fa piacere dirlo perché è un argomento che è interessante, così vedo che è. Comunque sì, YouTube, se stai a grandi livelli su YouTube, ma sta a grandissimi livelli, no? Che in Italia soltanto pochi possono vantare, no? Che si fa nella salute, ma non a livello di Favicì. Allora, gente che fa tantissime visualizzazioni, ma stanno parlando, voglio che un milione, non pari milione un mese di visualizzazioni, ma minimo non pari milione un mese. Voi considerate che con un paio di milioni di visualizzazioni al mese, ti porta 1.500 € al mese, va? Proprio così. Credo, diciamo, orientati su parla sempre di cifre, quindi non 1.500 € sopra, faccio cazzo, almeno a me ti faccio vedere come cammina, no? Però queste sono cifre proprio grandi, cioè che ti richiedono che tu devi essere proprio uno conosciuto, no? Ti vedi Jackal, e quindi si possono fare i soldi, come non si possono fare i soldi, ma a questi livelli si possono fare i soldi, sì, peccato che non è una cosa che io posso fare, perché io ci ho giocato, per un po' di tempo ci ho provato, ma molto difficile, una cosa molto difficile, sai, sta fatica proprio a terremoto, cioè, essere una squadra di 4-5 persone perlomeno, ma tu 4-5 persone, no? Di 1.500 € e fai diviso 4, diviso 5, ma e chi ci fai scimmuffe a fare? Questo dico io. Quindi fondamentalmente molto difficile.
La scuola di Martuscello, cioè, lo sapevi, perché la, ripeto commento, a abbondare, Mina Old, sinceramente, i mandi della come cazzo si chiama, non lo no, cazzo ce l'ha già giunto, non c'era, come gli altri, loro non mi danno di parlare con te, so come casato con la puzzata, no? Mi pulito bene a me, io lo so, però non è che a me di figurezza, a me di parlare con me, però a parte il fatto che mi fanno scrivere un mero coso là, un omenaggio che ci faccio la gente, guardate, sono poca merda, scrivono poco tu vicino a questo coso, e stanno di me ne rispondo la mattina, non trovo un minuto per rispondere a uno, no, ci sono con questo latrina, cioè, si figure me non le fare mai, allora invece si capo se ne può faccio il culo, ma no, dicevo a scrivere con ba, ma dice niente, ma sono poco da fare, non preoccupare, ma che ci vuoi scrivere questa cosa, invece se no, ciao, sono prezioso, spiegaci come tu cazzo separati, no, sono come si bella buona ci bella e buona, no, mi ricordo, voluto per dire, appicciata la live, no, io sono il magic Fabrizio non c'è perché aiuta a me a dire, frate, ma cioè, sono fatto così, a me questi cose mi ci possono arrabbiare, cioè, proprio, perché uno ha da essere bello e tatà, questo si scimità, no? Vabbè, no. Appena penso a chi si chiama scifatta, proprio veramente, non mi ci più a chi si chiama. Pasquale Matera, fa prima, mo che fanno il comico, ci vai, gli ci preparare come, no, giocare la GT ci vado a comico, sta pure una sorpresa, che non va oggi dice, la dirò quando fra poco. Pasquale Mattuscillo, secondo live step guadagna 1000 euro come uscito, non no? Una puttana vergine, alla GC, sì, guarda, ecco. Cioè, mo perché non so se lo vedete, seriamente, guarda, successo. Ma la prima volta cioè, ma di solito faccio 50.000 tentativi, pare che sto facendo un ballo spagnolo, no? O il marachello, là, come si chiama. Dice, ma primo tentativo, ma tutto faccio. Ma poi ne spuntano altri, capi? Ma poi non si vede, non si, come poi spuntano. Vabbè, secondo me Stefani guadagna 1000 euro a settimana, faccio cazzo, ma lui ha delle parti non so cosa ti riferisci, parte in che senso, ma questi qua dei giochi, no? Attenzione, queste, ma, mi allargo nella domanda che mi avevi fatto prima, non mi ricordo chi. Chi fa i giochi, per esempio, ho capito che uno si mette a pazzare su PlayStation, no? Questi qua che fanno i gamers si chiamano, no? Si mettono a giocare, registrano e pubblicano, cioè non è facile, però da 3-4 ore magari di montaggio, non lo so, 2 ore, hanno fatto un video, no? E quindi si possono permettere addirittura di fare 1 o 2 video al giorno. Allora, mo, uno come me, che invece sa da scienziato, che ha spiegato a Parigi, come si fa, mamma fa, è un po' più difficile, chi sa da quello che là, chiama chi là, fammi vedere se il supermercato ci fa presa, fammi vedere se la Maronna e l'Arc ci fa, e quindi diventa difficile. Allora tu, quando ne puoi fare? Ne puoi fare uno ogni tanto, non ne puoi fare due al giorno come posso. E questo allora gli dà il vantaggio di poter fare più video, quindi più visualizzazioni, quindi più guadagno, no? Ovviamente. Quindi, ma che si mangia dice, dico che una cosa che si capisce. Boh. Da Chris Pine, gli youtubers che fanno videogames, poi che fanno 2 video al giorno, che fanno 2 video al giorno, guadagnano 2000 euro al mese. Ma ci metterò a fare pure io, proprio uno youtuber di 200.000 iscritti ha dichiarato su una rivista. Vabbè, sicuramente sarà uno di quelli americani, no, appunto, 2000 euro al mese, quello che in Italia magari li puoi fare. Comunque è vero, è così. Ma questo discorso che facciamo è veramente anche in America, invece in America, paradossalmente, pure uno struzzo come me, che magari fa dei scherzi, delle cose, o riesce a fare un buco di visualizzazione, o magari quelli che vedo io, saranno strafamosi, non so, poi magari saranno pure in casa caruta America, fanno le stesse visualizzazioni che faccio, però ci sta gente che fanno i video comici, però guardano in buco, ma questo perché? Perché in America, voglio purtroppo, cioè purtroppo per fortuna a loro, no? Purtroppo, cioè noi siamo CES, che siamo l'Italia, allora noi l'Italia poi si divide pure in regioni, Napoli, la Sicilia, o siciliano sovrano la Sicilia, o napoletano sovrano Napoli, o nord poi sovrano tutto pane, ci capite che sei un mistero, che loro nord poi sovrano da tutta Italia, con Messi in casa, ma stiamo a Messi in casa che arriva a voce, arriva un reale,
come si casi caduto di Banderas, casi bene pure a Napoli, invece a noi di Napoli non è che ci vede una Barese, per esempio, o sì, ma magari ci vede qualcuno che è da Napoli, no? Allora il fatto di distribuzione, secondo me, perché gli americani parlano inglese, allora l'inglese tutto c'ha cagato cazzo, si sta diffondendo, allora tu ci vuoi pure a Napoli, perché cioè, non so, su Facebook mi capita di vedere degli scherzi tipo caro Giappone, sai, c'è pure America, sempre, invece mica in America ci può mai arrivare un video Rumi, oppure un video di Carmine Migliaccio, oppure un video di Raffaele, ma non ci può arrivare. Chi l'azienda arriva a foro rotto, video mi, su un africano, capi con me? Allora è molto così, non si capisce, è un sistema paradossale, non si capisce. Vabbè. Comunque, vabbè, ci stanno facendo la pubblicità a chi si capisce già 2000 euro, ma serie, Gennaro Costanzo, mi saluto tutti, la prima B in particolare, Pirozzi Duvan, Gianmarco il Terzino e Gabriele il Profeta, poi dico, saluto, hai fatto una volta, Alfio 61, sì, ma non Zanniscini, c'era un meglio video di qualità come fai tu e soprattutto sono tutti ben riusciti e divertenti, vai sempre sciolto come sempre fatto, vai su un minuto, ma io ti voglio bene, ma io gli faccio quello che posso, perché quello che mi passa paga. Io, questo, io negli anni ho pure cagnato, tra virgolette, nel senso che mi sono un po' più rivelato, cioè io sono sempre stato stesso, però i video sono cambiati, perché poi non è che uno poteva fare parodie cioè, oddio, poi li posso pure ancora fare, ogni tanto magari un genere pure, però su cagnate tanti cose, uno, prima di tutto, una volta YouTube, tu facevi, che ne sai, un video, no, un video mese, ma un video ogni 2 o 3 mesi, ci stava tutta una lavorazione, un po' tutti quanti facevano così, tutti pure gli youtubers, no, pure i Jackal, per esempio, facevano un video ogni 2 o 3 mesi e poi uscivano bucchini di video più o meno. Poi oggigiorno purtroppo è diventato tutto più veloce, essendo che noi utenti, no, ci mangiamo le cose più velocemente, no, perché diciamo, i video sempre più veloci, sempre più, sempre. Allora, chi fa i video, giustamente dai, ti aspetta un minuto, perché cosa fa? E io mica posso fare un video, una parodia, ci metto 3 mesi, fra chi si scordano pure chi sono, no? E già sta sempre al passo, devo stare sempre dietro, no? Quindi fa sempre video. E quindi questo ha fatto sì che un po' la qualità si sia persa durante, perché se avete fatto caso io un po' così, perché pure i stessi Pantellas, perché 4, 5, 3, 4 anni fa facevano dei video che erano anche molto comunque pure loro si impegnavano, poi stava facendo io, non faceva, molto elaborati, molto creati, fatti bene. No? Essendo che tutto va più veloce, si sono dovuti adeguare come tutti quanti a fare dei video più veloci, no? più 30 secondi, 8 e mangiare. Questo fa sì che si perda la qualità, quindi è molto difficile a stare da questo meccanismo, perché poi fondamentalmente è così, quindi è così. Comunque dice provo nel mio piccolo ragione. The Chris Pine, no, no, quello che è dichiarato è italiano, ma cazzo parla su, che ha 200.000 iscritti e guadagna 2 milioni al mese con 2 video a settimana, che su qua che fai, sponsor eccetera, figurate favi 1.650.000 iscritti quando soldi sa fatto, soldi capale, veramente soldi capale. Allora, Second Life, Fabio, i tuoi video con Second Life arrivano almeno adesso in tutta Italia, poi chissà se ci grandissimo arriveremo nel mondo, ma arriviamo manco con allora, chi è Nocciola, detto, chissà dove va, scuola tu uscito, fatte quando investisci, vai scoprato, però investi, si dice, investisci, Steni ha investito 500 euro per comprare la intro grafica pubblicità di Facebook e Twitter. Voglio a me, sincero, no? Per carità, uno poi può investire, non può investire, ma accanto in mano, ma spendere l'MD, ma cazzo ma investire. A un investe se ci entrano dei soldi, essendo che accadranno pochi soldi, non è che si può permettere di investire. E poi secondo me, tu non sai, cioè, se uno sbaglio, no? Comunque, um, vabbè, Alfio 61 ci ne pensassi in casa di fra un e daretta, niente, voglio leggere i commenti che ci stanno. No, che oggi sono un po' nei commenti, ma scusa, stasera ho parlato un po' di più, ti parlo sempre, però stasera non so proprio, oggi ho parlato un meno ciuccio e quindi non posso ho letto pochi commenti. Rosa Barbato, cioè, indovina dove sono andata per facile, dove è scondata, no? Barbara D'Urso dice, ma non mi danno niente nere, rimane la sbocca in mano. Vabbè, comunque siamo giunti alle 22:40. Io mi sono reso conto di aver parlato un sacco stasera, però mi fa piacere perché abbiamo pure parlato di altre cose rispetto a all'MD, che c'è sempre, no? L'MD ci sta sempre nelle nostre discussioni, ma stasera ci siamo riusciti anche a parlare di altro, di YouTube, per carità, che è una cosa abbastanza interessante.
fra me sono molto, ero molto curioso di questo di YouTube e cose, anche oggi lo sono, però giustamente voi magari ne sapevo, oggi sapevo, meglio, non abbiamo parlato. E niente, io detto questo, io vi lascio, voglio, come al solito, noi ci vediamo sempre, cioè sempre, oggi è martedì, ma è capitato, no? Però di solito ci vediamo il lunedì alle 21:30. Ma lunedì non so se sta con partita, sta con Pasquetta, con Catucoli, cazzo, non lo so. Comunque, diciamo che ci avere lunedì alle 21:30, se nel caso non è lunedì, sarà martedì. E niente, poi vi saluto, mando un bacio, ci vediamo sempre qua a Facebook, stiamo sempre a sempre là. E che faccio ci più niente. Ah no, poi sempre voglio saluto sempre a chi che si è differito, perché veramente sapete che ci tengo, perché se la vedono. E che se quando voglio buona Pasqua, no, è passato, buona rimane mercoledì, buon mercoledì a tutti, voglio buona serata e buonanotte. Ciao, aiuto.